Quando chiedo alle famiglie come mai hanno scelto di chiedere aiuto proprio in questo momento, la risposta che ricevo più di frequente riguarda l'insostenibilità della situazione. Molte persone lamentano magari di accesi conflitti in famiglia e quindi l'impossibilità di affrontare le richieste della quotidianità in maniera serena o comunque funzionale. Altre persone al contrario parlano di insostenibili silenzi e quindi la fatica di stare in relazione con le altre persone della famiglia. Molto spesso poi le famiglie chiedono aiuto quando sentono di essere in difficoltà magari con i figli e quindi devono combattere tutti i pomeriggi perché vengano svolti i compiti oppure perché sono costantemente richiamati dai professori per un comportamento inadeguato e ripetuto nel corso del tempo. Altre volte invece chiedono supporto quando c'è un malessere fisico ricorrente, un mal di pancia magari prima di andare a scuola, il mal di testa al rientro magari a casa alla sera, oppure un malessere appunto prima di fare i compiti. Altre volte invece le persone chiedono aiuto e arrivano in studio dicendo le abbiamo provate tutte ma non riusciamo a trovare una soluzione, non cambia mai niente, torniamo sempre punto a capo. Altre volte invece i genitori chiedono aiuto quando non riescono magari a portare fuori i loro figli dalle loro stanze, dai loro silenzi o a distoglierli dai dispositivi, quindi dal tablet, dal cellulare, dalla PlayStation, se non magari attraverso la disconnessione improvvisa o l'interruzione della corrente, creando poi però accesi conflitti. Ecco allora che un percorso di psicoterapia familiare aiuta la famiglia a risolvere il problema comprendendo il significato di quel disagio, di quel malessere. Quando le persone al primo colloquio mi parlano di quello che è il problema, molto spesso lo riferiscono soltanto alla persona che lo manifesta, senza considerare che in realtà quello è un problema della famiglia. Ognuno di noi infatti incide sul benessere dell'altro e quando siamo sul punto o abbiamo l'intenzione di trovare una soluzione è importante che ogni persona sia consapevole rispetto alla propria responsabilità. Per aiutare le persone a comprendere la complessità delle relazioni, molto spesso utilizzo un'immagine, quella di un arcipelago. Pensiamo ad esempio all'arcipelago delle Isole Baleari e quindi Minorca, Maiorca, Formentera, Ibiza. Apparentemente queste isole sembrano tutte sconnesse, ma basta cambiare punto di vista e guardare sotto il livello dell'acqua per rendersi conto che in realtà tutte sono connesse une alle altre. Ognuna di loro ha delle caratteristiche proprie e quindi ha un proprio clima, una propria vegetazione, ha dei particolari animali che la abitano oppure delle attività specifiche, ma perché l'arcipelago possa mantenere uno stato di salute è importante che ogni isola sia in equilibrio e al tempo stesso sia in equilibrio con tutte le altre. Come per le isole, questo accade anche nella famiglia o nelle relazioni in generale. Ognuno di noi infatti ha delle caratteristiche proprie, ma al tempo stesso condivide con gli altri componenti familiari tempi, spazi, relazioni, regole e quindi il benessere di una famiglia è qualcosa che dipende da tutte le persone coinvolte e dalla capacità di ciascuno di gestire il bagaglio comune e al tempo stesso rispettare le caratteristiche dell'altro. Ma che cosa intendiamo per benessere familiare? Ognuno di noi può avere un pensiero personale, un proprio obiettivo da raggiungere a fronte di questo concetto, ma generalmente ci si riferisce a una situazione relazionale, a un ambiente relazionale in cui la persona sente di poter essere rispettato nelle proprie caratteristiche, nelle proprie ambizioni, nei propri obiettivi. È un ambiente che permette alle persone di esprimere il proprio punto di vista. Una famiglia che riesce a sviluppare questo stato di benessere è una famiglia che anche attraverso il conflitto e il confronto è riuscita appunto a mettere insieme i punti di vista di tutti. Per raggiungere questo senso di equilibrio, la famiglia ha bisogno proprio di confrontarsi. È al contrario il conflitto irrisolto oppure evitato o l'incapacità di raggiungere un compromesso che può creare una situazione di disagio, di difficoltà nelle relazioni e nel rapporto con gli altri familiari.
Che cosa quindi intendiamo poi per equilibrio familiare? Con questo termine non ci si riferisce a una situazione, ma a un'abilità della famiglia di saper affrontare la quotidianità generando di volta in volta delle soluzioni differenti, mettendo insieme le necessità e i bisogni di tutti, quindi degli adulti quanto quello dei più piccoli. Quindi il dialogo, l'ascolto e la comprensione del punto di vista dell'altro sono soltanto alcuni degli elementi fondamentali che servono e permettono soprattutto a una famiglia di garantire il benessere di ciascuno. Il lavoro con le famiglie, quindi, ha l'obiettivo di aiutare le persone a comprendere il punto di vista dell'altro per creare insieme nuovi equilibri che permettano a ciascuno di vivere in funzione dei propri bisogni e delle proprie caratteristiche, in relazione poi anche ai bisogni e alle caratteristiche dell'altro. Nel corso della terapia familiare, quindi, le persone, affidandosi alle competenze del professionista, acquisiranno maggior consapevolezza rispetto al problema portato, trovando quindi spiegazioni, significati, ma soprattutto soluzioni nuove al problema.